La transumanza è simbolo di storia, cultura e identità del popolo veneto e dei veneti della montagna. Questa antica tradizione ha tutte le caratteristiche per diventare patrimonio dell'umanità. Così il governatore Zaia ha dato il pieno appoggio alla candidatura dei sindaci di Bressanvido, Pozzolleone, Schiavon, Marostica, Lusiana, Conco Asiago, Gallio, Foggia ed Enego di inserire il Veneto nella candidatura UNESCO a patrimonio culturale immateriale dell'umanità con l'antica transumanza di Bressanvido, che ancora oggi si svolge lungo 90 km tra la località di Marcesina sull'altopiano di Asiago e per l'appunto Bressanvido. È un momento nel quale la comunità si ritrova, ma si ritrovano queste tradizioni che sono per lungo tempo state messe un po' da parte e ora si stanno riscoprendo piano piano. Si mobilitano più di 10.000 persone la domenica dell'arrivo della Mandria. I protagonisti dell'iniziativa hanno simbolicamente depositato in regione nelle mani dell'assessore all'agricoltura la documentazione iniziale con le delibere dei rispettivi organismi istituzionali. Per dare una dignità, per dare comunque una continuità appunto a un'attività che mantiene intanto il paesaggio in montagna, ma anche un'attività agricola importante per i nostri allevatori. Il Veneto è tra le regioni d'Italia maggiormente rappresentate nella lista del patrimonio mondiale UNESCO, dove già spiccano Venezia e la sua laguna, l'orto botanico di Padova, la città di Vicenza e le ville palladiane, la città di Verona, i siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino, le opere di difesa veneziane tra il XV e il XVII secolo e le Dolomiti. Transumanza vuol dire anche continuare a mantenere i pascoli, continuare a mantenere anche della biodiversità e anche una qualità nelle razze bovine, quindi voglio dire è un investimento per il futuro.